del resto, dove si dice che per ogni operazione che si fa per l'emergenza che ci sia il rischio di grosse speculazioni, a partire ad esempio dai traslochi per votare le case. Sì, dai traslochi, per poi non parlare delle toilette, per non parlare delle casette di legno che mi sembrano anche molto precarie da quello che ho potuto vedere, e pare che si parli di costi molto elevati. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la gente pensa di arrangiarsi, no? Perché quando vede che non riesce a prendere dove quelli ci dovevano aiutare, perché così poi la gente cosa fa? Io posso farlo, lo faccio, cioè t'arrangi, poche parole così, il discorso ti devi arrangiare. Io per votare la casa dai mobili, uno che deve, ha tirato fuori questa storia che bisogna cercare una ditta che abbia tanto di assicurazione, ma qualsiasi tipo di immobiliere o artigiano è in regola per andare a fare dei lavori a casa degli altri, all'assicurazione se si fa male. Adesso hanno tirato fuori quella storia lì perché non sanno come far fregare i soldi. Ma se non ne abbiamo, è possibile che uno possa pagare 2.000-2.500 euro per svuotarsi la casa, per tirare fuori due mobili? Fatevi fare le fatture, ma quella lì è una presa in giro. Quale fatture vogliono? Le fatture tanto si sa in partenza che non ne pagano. Però molta gente che non ha, avendo la possibilità di tirarseli fuori da solo, cosa fa? È costretto, si fa dei debiti e dopo li deve pagare come dovrà pagare, perché questo dovrebbe essere il comune di dire lo mettiamo noi, però ci aspettiamo, sono già passati 3 mesi, ne passeranno altri 3. La gente la indeboliscono di una maniera che si deve piegare, dopo arriva a fare delle cose e dire delle cose che non. Perciò noi, se siamo in questa riunione, che abbiamo chiesto aiuto a lei, è perché chiediamo anche aiuto alla regione sarda, che capisca che ci siamo e purtroppo siamo costretti a chiedere aiuto, perché l'Emilia Romagna, dopo aver dato sangue, non ne hanno ancora abbastanza e ne vogliono ancora. Noi non ne abbiamo più. Almeno chiediamo di poterci aiutare alla nostra regione, da dove siamo partiti, perché anche un domani vorremmo anche ritornarci vivi. Con le braghe interne non scarpe rotte. Il governo non può intendere niente. Del governo dei sardi o stiamo parlando del governo romano? Romano, quello più buono. Io vi chiedo che cosa non fa, perché per quanto riguarda la situazione sarda ci stanno solo depredando, perché per ogni giorno che passa il governo ci depreda. Lo Stato italiano è uno Stato predone nei confronti della Sardegna, perché ci deve, perché in questo momento di grande crisi noi sardi stranamente siamo quelli eccezionalmente creditori, nel senso che lo Stato ci deve tanti di quei soldi che noi saremmo in grado di aiutare altre regioni italiane. Ci deve circa 11 miliardi di euro, per cui con 11 che sono frutto dei sacrifici, dei sardi. Avete preso anche il patrullo di Napoli, là, non ho capito. Che abbiamo preso? Il rusco, la merda di Napoli, avete portato il macinario? No, non ditemi a me. Sì, non ditemi a me che io sono contraria all'importazione di ogni tipo di... Restiamo sul terremoto, perché se no ne discutiamo noi. Però... Che definiamo una situazione di terremoto perché nell'argomento che ci riguarda, certo, quello delle altre regioni non penso. Allora il problema... Già sì, fatto, Franco, già. però è stato detto questo, che rispetto allo Stato italiano, secondo me non ci sono grosse aspettative, perché noi siamo già in ginocchio grazie alle vessazioni. Noi abbiamo la gente che si sta suicidando in Sardegna, abbiamo imprenditori che avevano 30-40 dipendenti che si stanno ammazzando, gente che sino a pochi mesi fa era gente considerata ricca da noi e che adesso sta andando ai servizi sociali a chiedere il pane per il giorno, per i figli. Per cui questa è la nostra realtà. E quando dico anche chiediamo alla Regione Sardegna di venire incontro ai sardi che adesso hanno subito il terremoto, partite dal presupposto che è povera la Regione Sardegna, non ha finanziamenti, però io dico che in un contesto generale di bilancio dove ci sono voci inutili che ho già denunciato in altre occasioni, tipo 150 milioni di soldi dei sardi che andrebbero a una società
che si chiama Galsi, per il passaggio di questo gasdotto che dall'Algeria dovrebbe portare il metano al nord Italia. Per cui solo perché questo tubo di 1,20 m di diametro passa nel nostro territorio, noi non chiediamo a questi quanto ci danno per farvi passare, o non vi facciamo passare perché è come se sotto il salone della nostra casa passasse una bomba. Allora uno dice, se sono ridotto alla fame volete mettere una bomba che deve passare, cioè ditemi quanto mi proponete e quanto mi date. Per il Galsi non è così, non è previsto il metano per i sardi perché è una frottola, per noi non c'è metano, poi neanche ci serve più con tutto l'odore. Passano, la Regione Sardegna nella finanziaria del 2012, articolo 3,1, per essere molto precisi e potete cercarlo su internet, un articolo che io ho contrastato perché in un momento di impoverimento per la nostra gente regalare 150 milioni a una società che deve far passare un tubo, ma quale logica è? Ci stiamo comprando servitù, noi ci siamo ridotti ad essere così succubi da comprarci servitù, questo è. E allora, poi dicono frottoli, ci serve il Galsi, poi il Galsi darà occupazioni ai sardi. Era, che voi conoscete bene, era Emilia Romagna, d'accordo? Si è già attribuita, si sarebbe già attribuita i lavori per cui si è costituita non so in quante cooperative, bla bla bla, che andrebbero in Sardegna a fare i lavori. Per dire, allora una voce come questa, i 150 milioni per un'operazione fallimentare, perché l'Algeria ha già dichiarato, era partner Algeria in questo business e sono sempre governi molto sospetti, e comunque la leadership della Sonatrach che gestisce il gas metano in Algeria ha fatto questa dichiarazione: una famiglia su 2 in Algeria usa il gas metano, l'industria algerina usa il gas metano, quindi il nostro caro metano è poco, se proprio lo volete ce lo pagate prezzi pazzeschi, tipo se adesso il costo è di 4-5 dollari deve passare al doppio, 8-10 dollari. Domanda, scusate, ma questo Galsi è conveniente o no? E quelli che sono partner rispondono no, non è conveniente. Quindi questo l'hanno dichiarato un anno fa. In questi giorni l'Algeria dice no signori, lasciateci la testa in pace, non cercateci metano perché il metano serve a noi, a meno che non l'acquistiate a prezzi pazzeschi, quindi non c'è convenienza. Vogliono per forza far partire quest'opera inutile come il ponte di Messina, come TAV, queste che servono per far circolare grossi finanziamenti nelle tasche dei soliti notti. Allora, io dico questi 150 milioni che sono nostri, li vogliamo devolvere a una causa più seria? Abbiamo delle emergenze, abbiamo terremotati, abbiamo Alcoa, abbiamo Sulcis, abbiamo Porto Torres, vogliamo sistemare la nostra gente? E scusatemi se sono... Buonasera, mi chiamo Teresa Andrea, sono consigliere comunale del comune di Novi di Modena. Sono stato gentilmente invitato, molto onorato della sua presenza e di conoscerla, e purtroppo il sindaco ha detto che per gli impegni non è riuscita a venire. Adesso poi, vabbè, lasciamo qua ogni tiro pensiero, la saluta e vabbè, mi spiace sia arrivato così tardi, ma impegni di lavoro purtroppo, e ascolto. E ha citato, dico solo una piccola parentesi che adesso poi non so bene tutto il discorso che sono appena arrivato, e lei ha citato appunto questo gasdotto che passava per Sardegna così. Qua abbiamo una piccola battaglia che vorremmo fare proprio per il problema terremoto, che soldi o arriveranno e chissà se arriveranno, quando arriveranno, per il problema dell'autostrada Cispadana. Non so se ne sa qualcosa, che probabilmente è un tracciato di più di 40 anni fa, quindi che prima aveva un senso logico, prima di tutto perché non era autostrada, ma una strada extraurbana principale, per cui serviva a tutti i territori, quindi tutti i paesi in cui passava, e poteva avere una certa ragione. E anche per un tipo di sviluppo di 40 anni fa, non che c'è adesso. E praticamente cosa si sta chiedendo adesso la regione da parte di certi
comitati, partiti o liste civiche, sta chiedendo per il momento di sospendere l'avanzamento del progetto di questa struttura qua, affinché i soldi dalla regione vengano dati. Logico, noi sembra molto più sensato spendere questi soldi qua per le aziende, i cittadini colpiti dal sisma, che sembra una cosa fatta apposta, ma vedendo diciamo gli epicentri un po' più grossini coincidono proprio con questa autostrada qua, il fatto vuole così, e quindi stiamo chiedendo e stiamo raccogliendo il fiume affinché venga questa cosa qua, che prima la regione destini soldi per calmierare questo problema qua, questi disastri, questi danni che abbiamo dovuto al terremoto, e successivamente si riprenderà in mano questo. Fare fondamentalmente sulle strade. Stiamo già parlando di questo qua. Cioè invece di comprare del materiale per fare il fondo, usano. Non è una brutta scusa, però se cominciano a spadare dopo quei soldini che sparava quel ragazzo lì. L'idea non ti so più. Ci può anche stare, però se si spendono, adesso non ricordo la cifra precisa, ma sono, non me la ricordo, si parla di milioni di euro, dato che si è ancora tutti adesso non so se hanno descritto più o meno o se lei ha potuto toccare con mano come si è messo ancora in territorio di Novi, che dicono che quello è un po' più indietro rispetto al resto del territorio colpito, del cratere chiamiamolo, e sono ancora tutti in tenda. Qua ci sono stati 5 giorni di pioggia forte, non le dico il disastro. Ho un camper, sono contento, ma chi era in tenda, anche chi ha dovuto cucinare in cucine, sotto tende, tendoni, chiamate come vogliamo, c'era acqua dappertutto. Io sono stato là 1 o 2 sere giusto per solidarietà e comunque per dare una mano, cercare un po' di caricare. Cosa si intende? Allora, Presente il legno? 2 secondi, io faccio precisioni, io sono dell'opposizione. Non sono, io sarei contro questi esempi. Come modi abitativi ancora non si sa niente, ma zero. Si sa solo che ci deve essere, sono tre tipi di moduli, 30 metri quadri, 45 metri quadri, 60 metri quadri in base al nucleo familiare. Il problema è anche un altro. Si dice che sono così in ritardo perché vogliono fare un sondaggio, e questo ci può stare, per vedere quante persone hanno effettivamente bisogno e quante poi ci sono. Solo che questo non sta venendo fatto. Una domanda Non sta sola. facendo. Le aree destinate a questi moduli abitativi Allora, nel comune di Novi sono state già identificate? sembra di sì, però Sembra di sì? sembra di sì. E spiego perché. Nonostante noi come opposizione, che poi siamo un'opposizione ma abbiamo il 50%. Allora, sta amministrando PD e SEL. In opposizione c'è, sono presenti tutte le liste civiche, a parte una che è la Lega Nord, che ha un consigliere, ci sono 2 consiglieri, si chiama Gruppo di Rinnovamento, e un altro che siamo noi, siamo uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, che dentro c'è Rifondazione, IDV, alcuni simpatizzati del Movimento 5 Stelle. Un'altra cosa che abbiamo sottolineato al nostro sindaco, che i primi 2 mesi noi siamo stati zitti e abbiamo fatto fare quello che voleva, tra virgolette, nel senso anche potevamo capire che c'era poco a discutere e di agire. Poi abbiamo detto, dato che abbiamo fatto, cerca di coinvolgerci più sulle tue scelte, ma non tanto perché per magari più teste ragiona meglio di una. E invece questo non lo sta facendo. Lei sta andando avanti, noi impariamo le cose dai giornali. Problemi vicinanze, sembra che per lei il terremoto non sia stato, che la gente è ancora in casa, no? Cioè invece è gente che è fuori, è in temperie, è tutto, ed è un problema molto grosso. Allora, per vie traverse, per arrivare alla risposta, le zone che sono state trovate, insomma, chi si pensa di collocare queste casette, questi moduli abitativi, a Sant'Antonio sono dietro il campo sportivo, che quella è una zona comunale, a Rovereto, praticamente dove c'è la casa di Guidi, del dottore, di fronte a io ho visto lì, è quella lì, quello lì che chiedeva. ah no, però sono vie di traverso, sono vie ufficiali. Se io non riesco a trovare un appartamento a un prezzo che io posso mantenere, io sono a freddo, io ho 2 figli e una moglie, io sono a freddo in una tenda, e quello lì è il problema. E se non trovo questo appartamento, io non so come fare, perché sono qui in un parco pubblico. Io sto arrivando al punto di fare qualcosa che non vorrei arrivare a fare, come hanno fatto da altre parti in Sardegna nel sud. E io non voglio arrivare a fare. Non voglio essere
stiamo votando e se c'è possibilità anche da parte della Sardegna avere degli aiuti. Io chiedo questo. Stiamo cercando di Io non ho portare avanti un discorso per raggiungere un obiettivo comune che è legato a questo. Il problema è che non ci siano in genere delle situazioni Io non dispiacenti. ho neanche della terra a disposizione per poter fare anche un prestito per comprare una casa mobile o quant'altro. Se riesci ad avere i dati, perché ho provato a cercarli ma è un po' difficile trovarli, la differenza, perché qua stiamo cercando voci di tutti i tipi, la differenza che c'è stato come indennizzi e anche come protezione civile e vigili del fuoco tra l'Aquila e l'Emilia Romagna. In altre parole, ma mi è stato riferito però non è sicuro al 100%, che per l'Aquila danno indennizzi al 100% per le prime case e l'80% le seconde. E i vigili del fuoco erano in emergenza 1, almeno stati in emergenza 1 almeno per un anno. Noi sono passati 3-4 mesi e sono già in emergenza 3. No, dal 1 agosto era già vincolato di è quello. vedersi, E vuol dire emergenza 3 praticamente sono che abbiamo solo, se ho capito bene da tutte le notizie che prendo, sono solo i vigili della regione Emilia Romagna che lavorano 12 ore al giorno. Io voglio capire bene la mia posizione. Io sono un modesto consigliere della regione autonoma della Sardegna che non viene qui per infilare il naso su questioni politiche dell'Emilia Romagna. Quello che vorrei dire con molta modestia è che nelle situazioni di emergenza tutte le forze politiche, io di destra, di sinistra, io sono anche un indipendentista tra l'altro, sono una progressista, sono un indipendentista, però dico che in situazioni come queste bisogna rigorosamente raggiungere un equilibrio se si vogliono affrontare i problemi. Questo. Quindi io non vengo qui a dare consigli, lungi da me l'idea, sono venuta ad ascoltare e poi cercare di capire che cosa in Sardegna come rappresentante istituzionale posso fare, vedere che cosa anche la regione sarda è in un momento di grandissime difficoltà, perché davvero la regione attraversa un periodo drammatico, che cosa può fare per questa emergenza che si aggiunge a tutte le altre nostre emergenze. Chiaramente io vorrei che fosse presente al sindaco che è responsabile penalmente della salute dell'ambiente e delle popolazioni. Per cui questo è un punto che dovrebbe sempre tener presente, cioè che se qualcosa succede alle persone che purtroppo sono state così sfortunate in questo dramma naturale, eccetera, eccetera, possono ricadere le responsabilità sul sindaco, perché il sindaco ha responsabilità penali. Se uno si ammala, per ipotesi, perché si è ammalato? Si è ammalato, gli è venuta la broncopolmonite perché ha dormito fuori, perché dopo aver bussato al comune gli è stata chiusa la porta. Se si fa una scelta di tipo economico che implica un inquinamento ambientale per cui un cittadino si ammala, il signor sindaco è responsabile di fronte alla legge, ma penalmente della salute dell'ambiente e delle sue popolazioni. Io parto da questa premessa perché è una premessa importante che poi deve dettare le scelte anche del sindaco. Io credo che il sindaco queste cose si impegnerà a farle, l'avete già detto voi, succedono questi drammi improvvisamente, sono calamità non sempre prevedibili, dopodiché è molto difficile barcamenarsi, però bisogna vigilare, risolvere in fretta perché ci vuole tempestività, trovare le soluzioni, perché bisogna trovare le soluzioni. Quando io vado in giro e scopro che quella casetta che mi ricorda tanto la precarietà di un casotto per stazione balneare, che al metro quadro costa a costi improponibili, quando noi conosciamo bene i prezzi del mercato delle case di legno, ma per parlare in case belle, e allora diciamo qui si sta aprendo la speculazione, cioè sul dramma di questa regione si stanno infilando delle speculazioni spaventose, a partire non mi ricordo il caso
che mi è stato riferito di toilette, a dire il vero le ho anche viste, delle toilette così precarie prese in affitto, i bagni chimici e doccia a prezzi spaventosi. Questo. E allora è importante che si vigili su questo. Che c'è per evitare lo sciacallaggio sulla disgrazia, non solo che bisogna trovare soluzioni immediatamente, ma bisogna cercare di evitare anche lo sciacallaggio, perché lo sciacallaggio ricade su chi è già Le danneggiato. stesse case, cioè in giro di 15 giorni sono cresciute del 70%. Quindi voi che siete classe politica locale, problema bisogna vigilare su queste cose, dovete evitare, deve essere il comune che si deve, o la regione, che si deve fare portavoce e garante che non succedano, che a dramma non si aggiunga dramma, senza entrare in merito che quelli sono sporchi, brutti e cattivi, eccetera. Qui bisogna mettersi d'accordo tutti quanti e cercare di affrontare l'emergenza subito. Io poi ripeto, sono venuta ad ascoltare, a sentire e per capire che cosa posso fare. La nostra è una regione ugualmente molto generosa e quando può sa essere generosa, se potrà interverrà, però io devo capire bene in quali termini, quali sono le esigenze. Io parlo chiaramente dei sardi, perché non siamo in grado di far fronte alle difficoltà di tutta la regione. Se lo Stato italiano ci restituisse quanto ci è dovuto, potremmo aiutare questa regione, altre, saremo ricchi, soldi nostri. Di capire questo problema avanti i sardi, le difficoltà ci sono, di che cosa hanno bisogno, in modo tale che io chiederò alla Regione Autonoma della Sardegna che cosa Sì, sono già state inviate lettere per quanto riguarda sempre il discorso che dicevo prima sulla Cispadana, su questa autostrada qua. C'è un movimento molto grosso che proprio parte da Novi e finisce fino a Ferrara, Sant'Agostino, che guarda caso percorre proprio questo sisma qua, ed è stato fatto quasi in tutti i comuni proprio perché praticamente dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e ormai ha 350.000 studi che ovviamente il traffico polvere sottile danneggia la salute. Quindi quello che ha detto lei è già stato fatto per un'altra causa. Il sindaco ovviamente sta dormendo sonni tranquilli sotto due guanciali. Subito siamo partiti veramente con toni dolcissimi, anzi per piacere dici quasi umilmente, pregandola. Subito sembrava che ma adesso impariamo le cose, ma come tutti i cittadini, dai giornali. È la cosa veramente. Quando la protezione civile ha detto basta, non ho più soldi, erano già preventivati questi soldi qua. Se non vado errato dalle notizie che ho. Quelli dopo sono quelli della regione, sì. Che però i primi 2 o 3 mesi arrivano il 15 settembre. Poi gli altri non so con che scadenze, nessuno pensa che lo sappia. E poi però veniamo a dormire. No. Allora, dopo sia così, se te vuoi il modo abitativo, però non ricevi soldi. Se invece... I soldi non ne ho mai ricevuti. No, deve essere erogato ancora per tutti. Quindi avevo 120 metri. Soldi della ricostruzione si sta a fine mese. Se quello lì. Per ricostruire. Come mi ha detto ieri, il Comune 9, la P20, i soldi per la ricostruzione non c'è nessuno. Perché se ne parlerà. E non hanno ancora niente a mano. Infatti voi se mi conosce, in questi mesi i miei frequenti viaggi in mezzo a voi, abito a Parma, ho sentito il vostro dramma a distanza. Grazie molto per l'ospitalità. La seconda volta che io vengo, da quando praticamente ha avuto inizio questo dramma in questa regione, che è un dramma che poi ha coinvolto non solo le popolazioni locali ma anche tutti i sardi che da tanto tempo vengono qui a far crescere questa regione, per cui mi sono preoccupata molto. È quello che in quanto sarda parlo innanzitutto come cittadina sarda, e quello che mi ha fatto preoccupare molto è il silenzio che c'è da noi su questo problema. Sarà colpa dei drammi che si stanno vivendo in Sardegna in questo momento storico, perché c'è una situazione davvero drammatica, ne parla molto anche la stampa italiana, credo. Adesso abbiamo tutto il polo industriale che praticamente sta esplodendo, abbiamo così sotto minaccia di
disoccupazione, migliaia e migliaia di sardi che equivale a migliaia e migliaia di famiglie. Quindi la politica è molto distratta, però io non voglio di certo giustificare la distrazione. La politica non si deve distrarre e la politica non si deve distrarre nella nostra terra come non si deve distrarre neanche rispetto ai sardi che per un motivo o per un altro hanno scelto di andare a lavorare altrove. La stragrande maggioranza della nostra gente è andata fuori non perché ha scelto, ma perché è stata costretta, perché doveva cercare il pane. Per cui anch'io sono molto proiettata nel mondo in quanto sarda e mi sono resa conto in tutti questi anni quanto sia importante lo sguardo dei sardi che stanno fuori dalla Sardegna rispetto ai nostri problemi. Faccio un discorso generale, nel senso che noi da soli non ce la facciamo, questo io lo dico sempre, lo dico in sede istituzionale. Per cui in Sardegna noi abbiamo bisogno di avere degli scambi con i sardi che stanno fuori, perché devono mettere a disposizione le esperienze che sono state maturate fuori. Chi ha viaggiato ha un modo diverso di leggere le realtà e quindi è in grado anche di dare un forte contributo, che invece stranamente si è creata questa grossa frattura fra i sardi che stanno nella nostra terra e i sardi che stanno nel mondo. E io credo che sia assolutamente, soprattutto adesso in un momento di emergenza, cercare di ricucire le relazioni. Questo. Dico pure che il silenzio della Sardegna rispetto al terremoto, e non è mica normale questo. Non mi è parso che ci sia stata nessuna forma di interessamento, e dico forse perché distratta da altri problemi. Però la seconda volta che io vengo ho molti scambi con Giuseppe che mi informa momento per momento un po' di tutto quello che sta avvenendo anche qui e ci scambiamo un po' le preoccupazioni. Quindi io sono venuta qui non perché io abbia soluzione, magari fosse. Io vengo qui con la consapevolezza che potrebbe anche non servire a niente. Dobbiamo avere anche questa consapevolezza. Però qui ci vuole uno sforzo per capire quali sono i problemi grossi, come portare il messaggio all'interno, cioè io vi devo solo sapere ascoltarvi, sentirvi, capire meglio, dopodiché cercare di portare il messaggio all'interno del Consiglio regionale della Sardegna, perché come minimo un intervento lo deve fare, capire qual è l'entità dei danni che i sardi hanno subito, in che condizioni sono, anche dal punto di vista della capacità di far fronte al dramma. C'è chi è rimasto totalmente senza casa, c'è chi ha la casa danneggiata e deve intervenire economicamente per rimetterla in sesto, e quindi io dico che la Regione Sardegna in una certa misura deve risponderne. Questo è un atto che è assolutamente dovuto ai sardi che stanno in questa regione. Quindi io non faccio grandi discorsi, cioè sono proprio venuta a sentire, capire anche le istituzioni locali come sono organizzate e come stanno cercando di intervenire. Ho avuto la sensazione che ci sia un fortissimo individualismo all'interno dei comuni, nel senso che ogni comune si gestisce a modo suo il suo orticello, ma non funziona così. Io credo che in questa situazione i comuni debbano essere necessariamente coordinati fra di loro per fare una politica di intervento omogenea. Non è che uno è bello e l'altro è brutto e quindi facciamo due pesi e due misure. Devono essere coordinati fra di loro e voi dovete questo pretenderlo. Dopodiché bisogna vedere la regione se sta facendo una politica di intervento in armonia con i comuni. Mi sembra che, questo però lo diciamo perché noi siamo sardi, perché se no si offendono gli altri, però mi sembra un po' un'armata Brancaleone, cioè che qui stiano facendo un po' ognuno come vuole, però c'è anche il forte rischio che adesso facciano gli interventi per le piccole emergenze. Della serie questo va aggiustato, aggiustiamo, poi i problemi grossi li affrontiamo dopo. I problemi che si chiamano grossi e che affronterebbero dopo, verosimilmente non si affronteranno mai. Quindi io credo che sia necessario che, non lo so, se io fossi qui con voi io proporrei un comitato forte che abbia potere contrattuale con l'istituzione e che chiami i sindaci dei diversi centri interessati a un'assunzione di responsabilità, imponendo un coordinamento fra di loro e poi avere un confronto con la regione che sia
un confronto serio e credibile. Per quello che mi riguarda io cercherò insieme a voi di buttare giù un testo da presentare nel Consiglio regionale della Sardegna. Quindi voglio davvero ascoltarvi, sono venuta con molta modestia, senza nessun tipo di presunzione, perché voglio ribadire che questa mia visita potrebbe non servire a nulla, però io ci provo come provo sempre per tutte le nostre battaglie. Quello io ho piacere, io ho avuto però rispetto all'obiettivo è vero, rispetto noi, cioè per me è stato bellissimo, io con la nostra gente ci sto sempre bene, quindi per me ogni occasione è buona, però in una situazione come questa bisogna cercare di concretizzare e almeno che la Regione Sardegna dica non ce ne importa nulla, non facciamo niente, però lo deve dire. Oppure non possiamo e non facciamo niente e lo deve dire. Non deve poter dire un giorno nessuno ha fatto nessun tipo di avance. E così non funziona. Noi ci siamo sempre abituati qua, che quando siamo venuti da là, via il PAN, così, a arrangiarci. Io sono venuto via che avevo 20 anni e fino adesso mi sono arrangiato da solo, non mi ha mai aiutato nessuno, perché ho fatto tutto con le mani, con il braccio. Credo che quando si tocchi però la casa, perché la casa per noi sardi rappresenta, sì, si può anche ricostruire, però la casa è il frutto dei sacrifici di una vita, o perlomeno io questo ricordo per i miei genitori. Anche per noi è così. È appunto per quello, quindi da un punto di vista simbolico toccare la casa vuol dire toccare la vita. Quindi chiediamo conti. Io sono di quelli che mi ha scappato via che ero ragazzino. Diciamo di tutti i drammi i più forti e così anche nascosti, così che mi ha colpito me chiaramente. È stato per me la condizione di Aurelia mi ha colpito molto. È la condizione di molti sicuramente, però mi ha colpito per la sua forza, quasi il fatto che vivesse in un camper con 2 figli, con una casa che il terremoto ha sfondato il tetto. Questi giorni, la settimana scorsa guardavamo, c'è un pavimento che sta inarcando, e lì era il silenzio